Tragedia a Caltabellotta, salva le figlie e la madre dall'incendio sviluppatosi nell'abitazione dei genitori, poi muore a soli 47 anni. La strada statale Agrigento-Palermo fa un'altra vittima, questa volta è stato un giovane di 19 anni a perdere la vita in un incidente verificatosi nei pressi di Villa Abate. Duro monito di Schifani, si cambi passo, chieste maggiore responsabilità e coordinamento a Comune di Agrigento e attori coinvolti per Agrigento 25. Al via le procedure propedeutiche agli espropri per la realizzazione del nuovo dissalatore a Porto Empedocle. 3 milioni di articoli contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo. Piantine grasse donate ai pazienti oncologici e screening in occasione della giornata mondiale contro il cancro. E per il calcio la cessione dell'Acragas al sindaco di Agrigento e la vittoria della Fortitudo per il basket. Bentrovati dalla nostra informazione, apriamo con una tragedia verificatasi a Caltabellotta. Salvatore Benfari, 47 anni, salva le figlie e la madre dall'incendio in casa e poi muore tra le fiamme. Il servizio e lo sgomento del sindaco. Tragedia a Caltabellotta dove Salvatore Benfari, 47 anni, ha perso la vita nel corso di un incendio. Verificatosi dell'abitazione degli anziani genitori, l'uomo è riuscito a mettere in salvo le figlie, di 8 e 12 anni, e la madre. Secondo la ricostruzione ancora sommaria, nel momento in cui dentro la casa divampavano le fiamme, si sarebbe trovato nella cantina dello stabile insieme al padre. Resosi conto di quanto stava succedendo, richiamato dalle grida delle figlie, l'operaio si è precipitato in casa dove si trovavano sua madre e le 2 bambine. L'uomo è riuscito a portare fuori le figlie. Subito dopo sarebbe rientrato, tentando di soccorrere anche la madre di 73 anni, rimanendo però imprigionato nell'appartamento che nel frattempo era stato completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco, che non si sono ancora potuti pronunciare sulla causa dell'incendio, al momento si ipotizza un cortocircuito. Sospettano che l'operaio prima di morire possa essere svenuto per le esalazioni da fumo. Sono stati altri vicini di casa nel frattempo a permettere all'anziana madre di uscire e di essere soccorsa dal 118, che nel frattempo erano giunti con un'ambulanza. La donna si trova adesso in un ospedale palermitano, dove è stata trasferita in elisoccorso. La prognosi è riservata. Una tragedia assurda, dice il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante, che ha assistito alle fasi dei soccorsi. La nostra comunità, aggiunge, è sotto shock, abbiamo perso un grande lavoratore, un ragazzo per bene. Salvatore Benfari viveva al nord, dove svolgeva la professione di operaio specializzato con mansioni di saldatore per alcune aziende. Il resto della sua famiglia, moglie insegnante e le figliolette, era rimasto in Sicilia. Sull'episodio la procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d'indagine. Caltabellotta piange un padre esemplare. Sì, purtroppo Caltabellotta piange un padre e un lavoratore esemplare, un eroe che è rimasto vittima purtroppo di questa tragedia che si è consumata ieri pomeriggio. Un figlio della nostra comunità che ricordiamo con grande affetto e ci stringiamo attorno al dolore, diciamo, dei familiari per questa tragedia e per questa gravissima perdita. Probabilmente sarà programmato il lutto cittadino non appena sapremo le date, diciamo, dei funerali, quindi
E ancora un incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento dove Francesco Costa, a soli 19 anni, ha perso la vita. Una Fiat Panda e una Ford Fiesta si sono scontrate la scorsa notte allo svincolo di Villabate. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dalle vetture e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. E adesso parliamo di Agrigento, capitale della cultura. Schifani ieri ha lanciato un duro monito, si cambi passo, ha detto serve assunzione di responsabilità e miglioramento del coordinamento, capacità di comunicare con efficacia e certezze sulle coperture relative agli eventi del programma presentato. Ieri c'è stato a Palermo anche l'esordio dell'ex prefetto Cucinotta come presidente della fondazione. È stato netto ieri il presidente Schifani nel corso della riunione del nuovo tavolo finalizzato all'organizzazione e gestione di Agrigento, capitale della cultura, e non ha risparmiato una stoccata all'organizzazione che fino ad ora non ha soddisfatto le sue aspettative. La regione siciliana ha preso un impegno per Agrigento, capitale della cultura, ha detto, e intende rafforzarlo, ma servono delle dinamiche organizzative che rassicurino. La fondazione rappresenta il nostro riferimento per la buona riuscita culturale dell'evento, ma occorre da parte del comune e di tutti gli attori coinvolti un'assunzione di responsabilità e un migliore coordinamento che fino ad ora non c'è stato, ha sottolineato. Da oggi si cambia perché esiste una sinergia istituzionale. Sono state le parole del governatore in apertura del tavolo operativo su Agrigento, capitale italiana della cultura, convocato e presieduto ieri pomeriggio a Palazzo d'Orléans, insieme al presidente della Fondazione Agrigento 25, l'ex prefetto Maria Teresa Cucinotta. Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori ai beni culturali e alle infrastrutture Scarpinato e Aricò, il prefetto di Agrigento Caccamo, i dirigenti dei dipartimenti regionali coinvolti, il sindaco con i componenti della giunta interessati, il direttore del parco archeologico della Valle dei Templi e l'avvocato generale della regione Bologna, in qualità anche di commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento. Nel corso del suo intervento, il presidente Schifani ha espresso orgoglio e fiducia per la recente nomina alla presidenza della fondazione dell'ex prefetto Cucinotta, che ha ribadito gli sforzi che la regione sta portando avanti anche con gli assessorati trasporti e beni culturali. Anche per quanto riguarda le risorse, ha detto il governatore, la regione è pronta a trovare nuovi fondi, oltre ai 7 milioni già stanziati, ma servono certezze anche sulle coperture relative agli eventi del programma presentato a Roma. E per quanto riguarda le iniziative in calendario, Schifani ha ribadito la necessità di un'attività di promozione che rappresenta un asset fondamentale. È necessario, ha aggiunto, che tutti gli appuntamenti, come quello di prestigio con il concerto di Giovanni Allevi, siano diffusi e fatti conoscere. Nel corso della riunione il presidente della Fondazione Cucinotta ha messo in luce le criticità esistenti in termini di logistica e personale della struttura. Per questo, parallelamente alle attività che l'ente metterà in campo, il presidente Schifani ha chiesto al Libero Consorzio di Agrigento di dare sostegno sotto gli aspetti logistici alla fondazione. Torniamo a parlare di elezione delle province perché da noi moderati viene un appello all'unità della coalizione diretta e una proposta o elezione o liste unitarie. Sul tema della elezione delle province mettono al centro l'unità politica della coalizione. Gli esponenti di Noi Moderati auspichiamo l'elezione diretta dei rappresentanti nei liberi consorzi, ma in caso contrario di elezione indiretta chiediamo che il centrodestra componga liste unitarie e non per motivi strategici o convenienze elettorali, ma per ribadire l'unità politica della coalizione in un momento in cui si registrano violenze
violenti attacchi e strumentalizzazioni. Lo hanno detto Saverio Romano, coordinatore politico nazionale, Marianna Caronia, deputato, e Massimo De Lutri, segretario in Sicilia di Noi Moderati. La vicenda province agita da tempo il centro-destra siciliano. Nell'ultimo vertice di maggioranza, Saverio Romano era stato delegato insieme al Movimento per le Autonomie di Lombardo e Fratelli d'Italia a portare a Roma il tema. Alla Camera erano stati presentati 4 diversi emendamenti al decreto emergenza, ma per tutti è scattato il pronunciamento della Corte Costituzionale che considera non più rinviabili le elezioni. E se da un lato Fratelli d'Italia è intenzionata a rinviare la trattazione dell'argomento al 2026, dall'altro non ci sono più tempi di attesa, con Lombardo che ha espresso di volere libertà di scelta e Cuffaro che dice del suo timore che così possa disgregarsi la coalizione. Il centrodestra dunque si ritrova tra le mani una matassa che si annuncia difficile da dipanare. L'iter per la creazione del nuovo disalatore a Porto Empedocle muove i primi passi, infatti sono in corso le procedure per apporre i vincoli alle aree che saranno oggetto di esproprio per la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere. Poi il progetto sarà esaminato in sede di conferenza di servizi che verrà convocata ai fini del rilascio da parte degli enti preposti di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze o assensi prescritti dalle norme. I proprietari delle particelle catastali potranno presentare eventuali osservazioni entro il termine dimezzato di 15 giorni decorrente dal 29 gennaio. E Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l'appalto relativo ai lavori di costruzione della palestra e al completamento di parte dei laboratori dell'Istituto Tecnico per il Commercio di Campobello di Licata. La gara, alla quale hanno partecipato 212 imprese, è stata effettuata con procedura integralmente telematica ed in versione procedimentale ed è stata aggiudicata all'impresa Gritworks con sede in Gela. I lavori sono stati interamente finanziati con fondi statali destinati ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Presentati oggi a Palermo i risultati dell'attività ispettiva svolta dall'INPS nel 2024, in particolare sono stati illustrati i dati relativi all'incremento della vigilanza che ha portato all'accertamento di milioni di euro di crediti e alla scoperta di numerosi rapporti di lavoro fittizi e lavoratori in nero. L'attività ispettiva volta a garantire la legalità nei rapporti di lavoro si è concentrata su settori come le case di cura, i contratti di rete, i pubblici esercizi turistici e alcune grandi aziende, con particolare attenzione ai contributi non versati e alle irregolarità contributive. E i numeri più significativi io direi sulla dimensione proprio economica, quindi arriviamo a quasi 90 milioni di euro tra l'evasione contributiva che costituisce quasi 2/3 e purtroppo anche le prestazioni indebite conseguenti a rapporti di lavoro inesistenti, poi scoperti come inesistenti. E la percentuale di irregolarità da parte delle aziende che sfiora il 90%. Abbiamo ispezionato 824 aziende e abbiamo verificato 8.900 lavoratori irregolari e più di 500 lavoratori completamente in nero. I settori su cui noi lavoriamo, normalmente ovviamente il terziario rappresenta sempre il settore che ha il maggior assorbimento di manodopera, circa i 2/3, in Italia altrettanto anche in Sicilia, quindi è soprattutto concentrato lì, e l'anno scorso abbiamo voluto però verificare in particolare un settore che è quello delle case di riposo. Le case di riposo dove abbiamo visto il dato clamoroso di partenza era quello di poco più di un dipendente in media per ogni casa di riposo, un dato assolutamente fuori dalla realtà, dove addirittura la percentuale di irregolarità raggiungeva quasi il 100%. Abbiamo anche continuato la nostra attività estiva di controllo nelle località balneari, nei classici pubblici esercizi, e anche quello dei rider, quindi sui rider abbiamo verificato un'azienda con centinaia di lavoratori
che erano fittiziamente co-co-co, che invece erano dei veri e propri dipendenti. E noi abbiamo una realtà che è sempre quella più virtuosa, che quella ragusana, che veramente ha dei dati per quanto riguarda sia l'occupazione che per quanto riguarda la forza media, che sono comparabili, diciamo, al centro-nord, quindi al netto di Ragusa più o meno i dati di regolarità si ripetono in tutte le province siciliane. E adesso qualche notizia di cronaca: 20 migranti, tra cui 5 donne e 2 minori, sono stati rintracciati dai carabinieri subito dopo lo sbarco al porto nuovo di Lampedusa. Il gruppo, composto da somali, egiziani, ghanesi, pakistani, iboriani e siriani, ha riferito di essere partito dalla Libia. Ieri sulla maggiore delle Pelagie ci sono stati 3 approdi per un totale di 153 persone. Torniamo a parlare adesso dello stupro del Foro Italico. Quelle che ad uno sguardo superficiale e cinico possono apparire squallide immagini pornografiche sono invece sequenze che hanno immortalato lo stupro di una vittima in quei frangenti totalmente inerme. Il servizio. Non ci fu alcun consenso, o meglio, gli imputati neppure si posero il problema e se ne disinteressarono, considerando la ragazza con cui erano entrati nel cantiere abbandonato del Foro Italico alla stregua di un oggetto, di una marionetta. E per i giudici della seconda sezione del tribunale, che lo scorso 28 ottobre hanno condannato a pene tra i 4 e i 7 anni Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Kristen Maronia, Cristian Barone, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao per lo stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio del 2023, basta guardare gli stessi video girati dagli imputati quella notte, crudi e disturbanti filmati, che ad uno sguardo superficiale e cinico possono apparire squallide immagini pornografiche, ma sono invece sequenze che hanno immortalato lo stupro della vittima in quei frangenti totalmente inerme. Vittima che appare alla stregua di un oggetto inanimato, una cosa senza vita che si muove meccanicamente ed emette gemiti lamentosi e inconsapevoli di affaticamento, lamentazione e affanno. In una escalation di brutalità si deve reputare per spirito di sopravvivenza che sia poi riuscita ad implorare ai propri stupratori di fermarsi. Emerge dalle 110 pagine che compongono le motivazioni della sentenza emessa, con il rito abbreviato in cui il collegio presieduto da Roberto Murgia è composto anche dai giudici Claudia Camilleri e Davide Pavesi, ritiene totalmente veritiero il racconto della giovane che allora aveva 19 anni e che trova peraltro pieno riscontro nelle stesse affermazioni degli imputati intercettati pochi giorni dopo i fatti. E lo sottolineano i giudici: gli imputati hanno agito non semplicemente presumendo il consenso della vittima, ma disinteressandosi totalmente della questione. Non esitano a parlare di una mattanza e a sottolineare come non vi è modo per ritenere che quella notte sia stato consumato un rapporto sessuale di gruppo con il consenso della vittima, tanto che non lo hanno ritenuto nella immediatezza neppure gli stessi imputati, che non avrebbero avuto motivo altrimenti, consumato il rapporto, di lasciare la presunta compiacente compagna di siffatta avventura da sola per strada e in piena notte, stremata, dolorante, dandosi praticamente alla fuga. Nelle motivazioni vengono anche giudicate utilizzabili le dichiarazioni dell'amica che quella sera era con la vittima alla Vucciria e del datore di lavoro del suo ex fidanzato che era andato a soccorrerla al Foro Italico, raccolte dai difensori degli imputati ma ritenute alla fine non dirimenti per ricostruire fatti. I giudici ripercorrono le terribili fasi di quella sera e rimarcano le modalità quasi casuali e invero rocambolesche di acquisizione della denuncia, perché la vittima inizialmente aveva mostrato di non avere alcuna intenzione di denunciare l'accaduto. Le sue dichiarazioni sono rimaste le stesse dal primo all'ultimo momento, senza esagerazioni di sorta, non preconfezionate
e non ha tentato di occultare alcuna informazione. Per questo, nonostante lo strenuo tentativo delle difese di ribaltare i termini della questione facendo leva sulla spregiudicatezza della vittima, questo collegio ha reputato invece attendibile la sua versione credibile, il suo racconto, perché ha raccontato una dinamica dei fatti nell'ambito della quale con dolore, delusione e senso di colpa ella si era attribuita un ruolo nell'attivazione di quel meccanismo che aveva poi però condotto alla verificazione di una talmente brutale aggressione alla sua persona. Si era sentita usata, umiliata, maltrattata. Il tribunale sottolinea che quella sera, come lei stessa aveva raccontato, avrebbe voluto restare da sola con Flores, di cui si era infatuata, e al punto di accettare la sua richiesta, sempre per compiacerlo, sperando in un finale diverso, ma era stata condotta come una marionetta in un luogo squallido, isolato, per essere poi stuprata. Le immagini testimoniano in maniera inequivocabile come durante il tragitto lungo Corso Vittorio Emanuele la vittima avesse perso il controllo del proprio corpo, apparendo in ultimo visibilmente assente, molle e senza forze. E aggiungono che dal disprezzo con cui Flores parlava dell'accaduto risulta drammaticamente evidente la dinamica di oggettificazione sessuale, principiata dalla svalutazione della persona della vittima in ragione dei suoi costumi sessuali e culminata nella inflizione nei suoi confronti di una sorta di punizione. Guardia di Finanza di Palermo, 3 milioni di articoli contraffatti o non sicuri sono stati sequestrati. È stato scoperto il centro di smistamento proprio nella città capitale della Sicilia. Prosegue l'attività della Guardia di Finanza che mira a tutelare il mercato e contrastare la diffusione dei prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sottoposto a sequestro circa 3 milioni di articoli contraffatti all'interno di un capannone in città che fungeva da deposito di merce di produzione straniera illecitamente introdotta nel territorio dello Stato. All'interno del centro di stoccaggio pronti per la distribuzione all'ingrosso, le Fiamme Gialle hanno individuato articoli di elettronica, giocattoli per bambini, accessori per la telefonia, casalinghi, prodotti per il tabagismo e pile elettriche. L'attività, condotta dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, è scaturita dal controllo economico del territorio e dal successivo monitoraggio di alcuni mezzi commerciali che rifornivano di prodotti di varia natura diversi negozi di casalinghi ed elettronica. Le investigazioni condotte hanno quindi consentito di individuare un magazzino di circa 1500 metri quadri, dal cui controllo è emerso che la merce ivi stoccata non era accompagnata da alcuna documentazione idonea a giustificarne l'acquisto, l'importazione e la commercializzazione. Tra i prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro, oltre a pile elettriche riproducenti il marchio Duracell, anche i marchi per l'elettronica Apple e Kingston. L'imprenditore di origine straniera per tali condotte è stato deferito all'autorità giudiziaria per commercializzazione di marchi contraffatti, contrabbando di prodotti da tabagismo privi del sigillo dei monopoli di Stato e ricettazione, e in relazione a taluni prodotti non sicuri gli è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi 45.000 euro. E i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno arrestato un 60enne disoccupato del posto per furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso a rubare all'interno di un supermercato. In particolare, secondo quanto ricostruito, l'empedoclino avrebbe sottratto alcune bottiglie di alcolici e alimenti di vario genere per poi guadagnare la fuga verso il piazzale del supermercato. Ad aspettarlo all'uscita, dopo la segnalazione del personale, c'erano però i carabinieri e l'uomo è stato posto ai domiciliari.
Parliamo di 2 donne condannate per il reato di rapina ma assolte da quello di furto in abitazione. Lo ha disposto il giudice per l'udienza preliminare Giuseppe Miceli nei confronti di Gerlanda Lauricella Luca, 37 anni, e Vanessa Spatola, di 22, entrambe di Favara. Alla 37enne sono stati inflitti 4 anni di reclusione, mentre alla più giovane 3. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le 2 donne avrebbero picchiato per strada una 48enne, sottraendole le chiavi di un'abitazione di proprietà di un'anziana e la batteria del cellulare. E piantine grasse donate ai pazienti oncologici in occasione della giornata mondiale contro il cancro. Piantine grasse simbolo di forza e resilienza donate ai pazienti del reparto di oncologia dell'ospedale di Agrigento, in occasione della giornata mondiale contro il cancro che si celebra oggi. L'iniziativa, di intenso valore simbolico, è nata nel solco della collaborazione instaurata tra l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ed il mondo dell'associazionismo, ed è stata ideata dalle Onlus L'Amico e Solideali, presiedute, rispettivamente, da Riccardo Barrano e Daniela Ciminnisi. Le piantine grasse, si legge sui biglietti che accompagnano ogni vasetto, sono famose per la loro capacità di resistere in condizioni estreme, proprio come tu stai facendo affrontando questa sfida. Per l'occasione è stato indetto oggi, dalle ore 9 alle 13, un Open Day di visite e servizi gratuiti presso i consultori familiari della provincia di Agrigento e la OL dell'ospedale San Giovanni di Dio. Non si è ancora conclusa la lunga requisitoria per il processo Artemisia, scaturito, lo ricordiamo, dall'inchiesta condotta dai Carabinieri di Trapani nel 2019 che vede imputati politici, funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell'ordine accusati di un sistema di corruzione diffuso. Lo scorso sabato, per oltre 5 ore, il pubblico ministero, Sara Morri, ha continuato la sua requisitoria delineando uno scenario di favori, di raccomandazioni e di scambi di potere in cui l'ex deputato regionale di Castelvetrano, Giovanni Losciuto, risultava il fulcro di una organizzazione che agiva come un vero e proprio sportello unico per risolvere problemi personali ma anche politici. L'accusa ha puntato il dito sui rapporti tra Losciuto e 3 poliziotti, Passannante, Virgilio e Giacobbe, oltre che con il coordinatore del servizio di medicina legale dell'INPS di Trapani, Rosario Orlando. Secondo il PM, tra gli imputati esisteva un patto di reciproco sostegno attraverso cui ciascuno si metteva a disposizione degli altri per risolvere questioni di interesse personale o politico. Losciuto si sarebbe servito di Passannante in servizio al commissariato di Castelvetrano, Virgilio alla DIA di Trapani e Giacobbe alla questura di Palermo per ottenere informazioni riservate, proteggersi da indagini e garantire vantaggi ai suoi sodali. In cambio gli agenti avrebbero ricevuto assunzioni di parenti presso enti di formazione come l'ANFE, controllato da Paolo Genco, agevolazioni per cooperative impegnate nell'accoglienza dei migranti. L'ex deputato regionale avrebbe persino avuto accesso a informazioni riservate su indagini antimafia, compresi i dettagli sugli sforzi per catturare Matteo Messina Denaro. In pratica, il poliziotto Virgilio avrebbe abusato della banca dati delle forze dell'ordine per raccogliere informazioni sensibili, mentre Giacobbe avrebbe rivelato all'Osciuto che il suo telefono era sotto controllo. Secondo l'accusa, l'Osciuto poteva contare su contatti influenti a livello regionale e nazionale, in particolare nell'entourage dell'allora ministro Angelino Alfano. L'ex presidente dell'ARS, Francesco Cascio, avrebbe confermato all'Osciuto di essere a conoscenza di un'indagine nei suoi confronti già da mesi. Un altro tassello chiave del sistema era il medico Rosario Orlando, che avrebbe gestito pratiche
per il riconoscimento delle invalidità presso l'INPS di Trapani in cambio di favori e supporto elettorale. Orlando avrebbe chiesto all'Osciuto una borsa di studio per la figlia presso l'Università di Palermo e un posto nei beni culturali. La prima parte della requisitoria del pubblico ministero, durata 6 ore, aveva cominciato a delineare lo scenario inquietante attorno al sistema di potere dell'ex deputato regionale Losciuto, descritto dall'accusa come un politico con una spiccata attitudine al crimine, capace di costruire un cerchio magico in grado di influenzare nomine, appalti, finanziamenti e persino le indagini giudiziarie. Uno degli aspetti centrali della requisitoria ha riguardato il settore della formazione professionale, attraverso cui Losciuto e il suo gruppo avrebbero esercitato il controllo sui finanziamenti pubblici. Nella prossima udienza, fissata per il 28 febbraio, il PM affronterà il capitolo della presunta loggia massonica segreta che secondo l'accusa operava a Castelvetrano sotto la guida del medesimo Losciuto. 7 degli imputati sono accusati di aver violato la legge Anselmi che vieta le associazioni segrete, un sistema basato su corruzione, clientelismo e infiltrazioni nelle istituzioni che l'accusa sta cercando di smantellare pezzo per pezzo. Ora, con la conclusione della requisitoria, il Tribunale si prepara alle richieste di condanna della pubblica accusa che si preannunciano comunque pesanti. Adesso lo spazio che dedichiamo quotidianamente alla pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Lo sport, partiamo dall'Acragas con il calcio, il patron Deni consegna la squadra al sindaco Micichè, c'è il servizio di Carmelo Lentini. Quella di lunedì scorso è stata una giornata che potrebbe segnare una svolta fatale per i colori biancazzurri. Infatti, lo ricordiamo ancora, con una lunga lettera, l'ex patron dell'Acragas Giuseppe Deni dice addio al calcio agrigentino e consegna la squadra al sindaco di Agrigento Franco Micichè. Si dice spesso, morto un re se ne fa un altro, ma dopo la cessione del club al sindaco di Agrigento Franco Micichè, adesso cosa attende il gigante? Il web, come spesso accade, dà dei suggerimenti per alcune alternative, ma i diretti interessati non sembrano essere tanto stimolati dal forte richiamo. La squadra si trova quasi alla fine della sua tormentata corsa, anche se la matematica non ha espresso alcuna sentenza definitiva. Ma come si può risolvere la situazione? Intanto il primo passo avanti è stato fatto con la consegna del club al sindaco Micichè, che adesso si dovrà assumere l'onere di chiamare al capezzale del gigante qualche imprenditore per completare la stagione con dignità. Nei mesi scorsi c'erano stati 2 contatti, il primo con l'imprenditore locale Laporta e il secondo con il vicentino Emanuele Canzonieri. 2 trattative che sono subito tramontate per motivi apparentemente sconosciuti. La nuova situazione potrebbe riaprire questi contatti? Attualmente attorno a questa vicenda c'è un assoluto silenzio, ma c'è chi giura che sotto la cenere cova il fuoco e presto ci saranno delle novità. Lo spera tutta la piazza biancazzurra che con grande apprensione sta seguendo la vicenda per il futuro agrigentino. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, lunedì, con il Palermo che chiude il mercato di riparazione con i colpi Poyampalo e Audero. L'attaccante ed il portiere provenienti da Venezia e Como atterrano al Falcone Borsellino ed oggi si uniscono ai nuovi compagni per dare il là alla nuova avventura in rosanero. Il club di Viale del Fante chiude dunque il mercato d'inverno con gli arrivi degli ultimi elementi che si uniscono a Gian Giacomo Magnani. Per ciò che riguarda le operazioni in uscita lasciano i rosanero Nespola in prestito alla Flaminia Civita Castellana, Dario Saric prestito al Cesena, Patrick Peda alla Juve Stabia sempre in prestito e Stredera Poix che è volato in Francia al Valenciennes sempre in prestito. Probabile anche la partenza di Nedel Cearu vicino all'Akron Togliatti nella Premier League russa. Il passaggio è formalizzabile
nelle prossime settimane. Colpi di gran valore, quelli dell'ultimo giorno di mercato. Poi Ampalo dall'arrivo al Venezia in Serie B è diventato una stella sempre brillante. Nella prima stagione in 38 partite è andato a segno per 19 gol, mentre nella seconda, quella dello scorso anno, ha trascinato la squadra con 22 reti e i veneti hanno centrato la promozione. Anche quest'anno in Serie A in 20 presenze ha messo a segno 6 gol. Giocherà molto probabilmente in avanti con Matteo Brunori, che dal canto suo nelle ultime 2 stagioni ha siglato una quarantina di reti, un mix perfetto di qualità e potenza a disposizione del tecnico Dionisi. Audero arriva a Palermo con l'obiettivo di tornare a volare dopo un periodo non felicissimo con tante panchine al Como. 4 presenze in campionato ed una in Coppa Italia nella stagione 2023-2024 nei neroazzurri, poi l'arrivo al Como. Quest'anno qualche difficoltà con il posto da titolare perso. Al Palermo il numero 1 arriva per una rinascita personale. E adesso il basket, la Fortitudo, attualmente è in visita a alcune scuole per il progetto Una giornata da giganti, intanto ha grande entusiasmo per l'ultima vittoria. Sentiamo il coach. Coach, è stata una partita combattuta dall'inizio alla fine, ma nel quarto quarto è mancato qualcosa, la palla sembrava quasi non entrasse più. Sì. Obiettivamente e offensivamente abbiamo sbagliato un sacco di tiri aperti da 3 punti, anche con giocatori che solitamente li mettono, magari a stanchezza, ma sicuramente dal mio punto di vista ovviamente è mancata una prestazione difensiva di livello per poter vincere contro una buona squadra come Vicenza, perché alla fine i rimbalzi in attacco nel secondo tempo, ma anche le penetrazioni date al ferro in certi momenti non sono cose da noi, o non sono comunque cose da noi dell'ultimo momento. Se non riesci a avere una consistenza difensiva di livello in questo campionato, poi alla fine non puoi sperare soltanto di portarla via segnando anche i canestri che abbiamo nelle corde, che oggi comunque, anche se presi bene, non sono entrati. È un vero peccato, perché in questo periodo comunque la Fortitudo vince costantemente, anche fuori casa 2 vittorie consecutive. Si può dire che è soltanto una battuta d'arresto, comunque è in netta crescita la squadra. Questo è indubbio, che la squadra sia in crescita, lo dimostra da un po' di tempo. Siamo sicuramente una squadra abbastanza in salute da potersi rialzare, però il percorso di crescita va confermato ogni volta. Non ci possiamo specchiare dietro le vittorie, seppur importantissime fuori casa, contro Piacenza e Crema. Oggi abbiamo affrontato una squadra del nostro livello di classifica. Non è finita bene, siamo 0-2 negli scontri diretti, adesso ci seguono, il campionato diventa ogni giornata sempre più complesso, perché tutti giocano per qualcosa, nessuno ti regala niente e bisogna anche essere in grado di risolvere problemi, essere più determinati degli altri nel portare a casa la vittoria. Incidono anche nella rotazione dei giocatori le assenze, prima c'era Miccoli, adesso si è aggiunto anche Peterson. Sì, ora onestamente Samuele l'abbiamo assorbita bene. Abbiamo assorbito bene anche l'assenza di Pitt in queste 3 partite. Alla lunga un po' è pesante. Oggi la potenza fisica vicino a canestro è caduta tutto su Giulio e su Albano, che ovviamente alla terza partita in 3 giorni hanno fatto più fatica del solito. Ora Pitt rientrerà a breve, quindi probabilmente questo gap riusciamo ancora a compensarlo e poi magari riusciremo ad avere anche una continuità in questo. Però gli infortuni fanno parte del gioco e oggi non abbiamo perso perché mancava un giocatore, oggi abbiamo perso perché non abbiamo difeso con competenza in situazioni di pick and roll, abbiamo concesso qualche rimbalzo in attacco lungo, non dentro l'area con i lunghi, abbiamo concesso qualche penetrazione di troppo e abbiamo sbagliato tiri liberi e tiri aperti da 3 punti. Quindi si può dire che la difesa è l'aspetto che un po' più ti ha deluso oggi? Sì, indubbiamente, però è ovvio, noi si passa anche forse nella nostra testa per una squadra prettamente offensiva, ma dobbiamo prendere energia dalla difesa, questo è innegabile. Ultima domanda, il palazzetto oggi era quasi pieno, quanto è bello giocare? Sì, infatti il dispiacere più grande, oltre ai 2 punti persi per la classifica, è anche aver fatto una prestazione un po' sottotono davanti a un pubblico così numeroso, caloroso. Ora abbiamo ancora tempo
per riscattare questo credito. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo la nostra informazione sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino e poi sul 268 delle Smart TV in tutta Italia, sul canale YouTube e sulla nostra TV online raggiungibile al sito www.televideoagrigento.tv. Arrivederci.